tutti ed eccoci qui alla nuova puntata di Soundtrack City. Noi esattamente un anno fa, ho qui con me Roberto Bonaldi, siamo venuti a trovare proprio Roberto al Teatro Farnese, però a Parma, sempre a Parma però in una location diversa, peraltro meravigliosa, apro e chiudo parentesi, per un'opera che si chiamava La Folla dell'Oca. La Folla dell'Oca Overtime, bellissima. Se volete potete vedere alla fine di questa registrazione, di questa puntata, il link che vi porta a quella precedente puntata. Quest'anno l'appuntamento è diverso, uno in un posto anche questo suggestivo come il Farnese, allora io direi che Roberto subito di farci spiegare questo posto, di che si tratta. Questa è l'abbazia di Valserena, che attualmente è sede dell'archivio, del centro studi archivio della comunicazione dell'università, è gestito dall'università attualmente, è già un archivio di arte contemporanea molto importante e anche un archivio fotografico molto importante. Ma questo era anticamente, diciamo, tutto il complesso era chiaramente un monastero e negli anni ha avuto, diciamo, diversi utilizzi, nel senso che da un certo punto in poi, probabilmente da quando i francesi erano a Parma, no, da Napoleone, è stato praticamente semidistrutto, vedete che è in disadorno adesso, ma è stato ristrutturato recentemente. E qui era tutto terreno praticamente, l'hanno utilizzato anche come stalla, questa basilica l'hanno utilizzato come fabbrica di conserve per un periodo, quindi ha avuto delle vicissitudini particolari, mentre adesso è sede appunto di questo archivio gestito dall'università, e fanno delle mostre qua con il materiale, diciamo, che hanno, oppure con altri artisti visuali che vengono. E noi da diversi anni utilizziamo questo spazio perché è estremamente suggestivo e l'acustica è molto particolare perché c'è un reverbero di 8-9 secondi, quindi diciamo bisogna fare i conti con quello che è questa acustica, no? Quando si suona, ma è estremamente suggestivo e anche questo reverbero dà anche una magia particolare al suono, ecco, bisogna giocare Gestirlo, con quello che è. Forse avete sentito un suono appunto con un reverbero di forse anche di più di quei 3-4 secondi. Allora io direi che se ci avviciniamo, vediamo anche un attimo il palco. E a questo punto io con Roberto ti chiederei l'opera di quest'anno. Sì, facciamo un concerto con un'orchestra che si chiama Chironomic Orchestra, con la quale io utilizzo un alfabeto gestuale, diciamo, un alfabeto di gesti per diciamo, stimolare la creatività dei musicisti e ricevere in cambio degli stimoli per, diciamo, improvvisare questo. Allora noi ringraziamo Roberto Bonati e a questo punto siamo ultra curiosi di ascoltare appunto questa Chironomic Orchestra.
ma da un po' di tempo fa questi lavori, diciamo, di suonare, scusate, di disegnare, dipingere dei quadri, dei disegni, intanto che ci sono dei concerti di improvvisazione. Live painting alla Jackson Pollock. Esatto, un live painting. The relationship for you between music and art. Rhythm and movement and texture. So we share that, the rhythm, the movement and the texture. There's also color. How do you met Roberto? Yeah, that's a good question. I met him in Norway. Oh, Norway. obvious. We know the love of Roberto for Norway. Yeah, we were in Trondheim and we had a lot of works together. And there was some strong connection between us. Jackson Pollock can create a suggestion for this kind of operation. You know, I was for sure influenced by things I saw, but I was never trying to be someone like that. It came out of myself, yeah. And later I discovered that Jackson Pollock was doing his art when the music was on. But he was using recorded music, and I cannot draw with recorded music. Oh, It must be live. It must be live, and there must be improvisation. Yeah. Otherwise, it's and too interactive. yeah. And otherwise, it's too difficult for me. But it was different in those times when Pollock was doing his thing. So there's maybe some similar things, but I never went the A different art style and a different kind of suggestion. yeah.
il gesto del colore. E il prossimo appuntamento sarà alla Casa della Musica con Sun Mi Hong, che è la vincitrice del premio Gaslini di quest'anno, e Alberto Reggianini, che è un ben conosciuto pittore della zona. Un'altra cosa importante è che c'è un sottotitolo importante di questo lavoro di oggi, che è Movements, Shifts, Displacement e Stillness, cioè movimenti, smottamenti, diciamo, no? Spiazzamenti e fissità, no? Questo. Quindi diciamo, abbiamo cercato di lavorare durante questo laboratorio con l'orchestra su questi, diciamo, concetti dinamici. Esattamente. E un'altra cosa che mi incuriosiva, ho visto un po' l'organico della Chironomic Orchestra e notavo ad esempio uno strano organico con 4 contrabbassi, molti archi, corde, voci, manca pianoforte e percussioni. Sì. Questa è una scelta... Diciamo, è una scelta, è successo così e diciamo, il pianoforte qui non c'è e quindi diciamo, il pianoforte ha una sua presenza alle volte un po' troppo ingombrante, nel senso che dal punto di vista armonico anche rischia diciamo, un po' di chiudere le cose. E le percussioni diciamo, qui dentro sarebbero difficili da gestire, potrebbero esserci comunque, ma diciamo, questo è un po' l'organico, più spesso è così che non con le percussioni. Questo linguaggio della conduction si chiama, no? Sì, conduction è un termine che ha diciamo, creato questo importante musicista americano che si chiama Butch Morris, che è mancato qualche anno fa. Lui ha sempre detto che il termine conduction diciamo, è il suo imprimatur, è un po' una sua creazione, quindi io utilizzo questo termine che è improvised chironomy, cioè chironomia improvvisata, no? Rifacendomi anche a quella che era la chironomia medievale, no? Perché diciamo, l'idea di muovere le mani e di avere una reazione nei musicisti viene appunto dal canto gregoriano e dalla notazione pneumatica anche, no? Quindi diciamo, c'è una storia molto più lunga. Io utilizzo alcune cose di Butch Morris, alcune cose sono di Walter Thompson anche, che ha fatto questo sound painting, che è un po' questa cosa, e ho dei gesti che ho creato io, diciamo. Quindi diciamo, un po' però comunque l'idea è quella, no? Cioè l'idea è di interagire con l'orchestra e di diciamo, creare delle forme musicali che derivano un po' dal rapporto, dal dialogo tra il direttore e l'orchestra. Che questa è la cosa che mi interessava. C'è un lavoro di preparazione? Noi abbiamo fatto diverse, noi abbiamo fatto diverse prove, nel senso che diciamo, anche i suoni, i gesti che si scelgono determinano il suono. Poi abbiamo molto anche parlato, nel senso che io ho diciamo, anche un'idea che alla fine quello che succede deve avere un po' la mia firma, no? Nel senso io sono abbastanza invasivo in questa cosa, no? Cioè, sono un po'... Sei il direttore dell'orchestra? No, sono il direttore, però diciamo potrebbe essere che loro andassero anche da soli, no? Questo, no? Però diciamo mi piace che nella musica ci siano delle cose nelle quali io possa riconoscere diciamo, un po' una cifra che è mia anche quando scrivo, no? Seppur diverse, seppur diciamo, prese da un altro punto di vista. Qual è la difficoltà che secondo te un musicista può trovare nell'apprendere questo tipo di linguaggio? Parlo ovviamente del musicista, l'orchestrale. Allora, qualcuno può sentirsi diciamo, non abbastanza libero, per esempio, no? Questo, oppure qualcuno può far fatica a concepire quello che sta facendo all'interno di un suono totale. La cosa più importante secondo me è questo, che diciamo, ogni musicista ha una sua responsabilità nei confronti di quello che è il panorama musicale che si viene a creare. E questo secondo me è la cosa più importante. Per fare questo ci sono delle prove, diciamo, che sono più che altro appunto delle prove perché le persone si mettano in uno stato d'animo, in uno stato mentale di essere dentro questa cosa, no? Ecco, questo è molto importante, cioè la concentrazione è estremamente importante in questo caso, perché è proprio, io vedo che piace molto anche alla gente che viene, al pubblico, perché assistono un po' alla creazione di qualcosa, no? E quindi sono affascinati da questo fatto che sembra un po' una magia, no? Questo che è anche una magia chiaramente, no? Ma che deriva appunto da un lavoro, questo. Io farei l'ultima domanda, che ho fatto anche l'altro anno. Qui abbiamo davanti un allievo di Giorgio Casalini, il
22 ottobre, so che ad esempio a Milano si festeggia il compleanno certo, di... Ecco, secondo te un Gaslini alle prese con questa opera che sta per mettere in scena, che tipo di approccio a lui avrebbe sarebbe avuto? piaciuto molto, nel senso, quando abbiamo festeggiato il suo 80° compleanno a Roma Frontiere, mi ricordo che abbiamo suonato un suo pezzo che era un pezzo grafico praticamente, quindi ho utilizzato molti di questi segni per esempio, perché diciamo la partitura grafica è di per sé stessa richiede un'interpretazione, quindi lui assolutamente sono cose che diciamo anche prima di Butch Morris sono state fatte, no? Cioè, anche in Italia abbiamo avuto appunto il gruppo di Nuova Consonanza, per esempio con Morricone, con Schiaffini eccetera, e loro hanno gli evangelisti e loro usavano questa cosa, quindi diciamo poi Butch Morris chiaramente ha fatto una codifica delle cose eccetera, ma Fondamentalmente il linguaggio già si conosceva. diciamo, erano modalità di improvvisazione che si perdono nella notte dei tempi, questo. Poi qualcuno può dire che ha l'imprimato su questa cosa, ma in realtà come al solito, certo, come al chiaro, solito.